Si è discusso della festa dei morti, dalle sue origini e delle tradizioni ad essa legate nell'era di Halloween, all'interno del salone della parrocchia di San Giuseppe, cui si accede dal Collegio dei Filippini, in un confronto a tre organizzato dalla sezione di Italia Nostra di Agrigento, alla presenza di Don Mimmo Zambito, relatore presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, lo storico Settimio Biondi, moderato dalla collega Marilisa Della Monica, intramezzato dalle letture in tema di Giusy Carreca. Ha introdotto i lavori la presidente di Italia Nostra di Agrigento, avvocato Adele Falcetta. Riteniamo che la festa dei morti, perché in Sicilia è festa dei morti mentre altrove è commemorazione dei defunti, faccia parte del nostro patrimonio culturale e quindi vada salvaguardata e meglio conosciuta in un'epoca in cui comincia ad essere sempre più accantonata in favore di Halloween. Al di là di ogni considerazione di carattere religioso su Halloween, noi vogliamo vedere l'aspetto laico naturalmente in questo momento. È una festa di importazione, non ci appartiene, è una festa americana che oltretutto gioca molto su un gusto dell'orrido e della morte vista come qualcosa di terrificante e dei morti che fanno paura. Probabilmente per esorcizzare la morte stessa. E invece la nostra festa ha un significato profondo, è veramente molto interessante e anche educativa, perché insegna a stabilire con i defunti un rapporto sereno, un rapporto persino gioioso, è festa appunto. Poi per non parlare anche della tradizione dolciaria che è veramente coloratissima, profumatissima, fantasiosa e che anch'essa merita di essere considerata parte del nostro patrimonio culturale. Quindi siamo qui stasera proprio per parlare di questo. Credo che Halloween vada interpretata e vada inserita nella vicenda molto più ampia che attraverso i secoli e millenni, prima del cristianesimo, nel cristianesimo e in quest'epoca postmoderna, riguarda il rapporto che i vivi hanno con i defunti in ragione del significato bello che si vuol dare alla vita. Quindi non andiamo immediatamente alla condanna e allo scontro, ma proviamo ad interpretare che cosa vuol significare questa sensibilità moderna attorno ad Halloween, che tra le altre cose significa Vigilia dei Santi. Ecco, quindi rispetto alla nostra festa? Rispetto alla nostra festa io sarei e sarò molto parco nel giudicarla negativamente. Si tratta di tradizioni appartenenti a popoli scozzesi e irlandesi che, trasferitisi negli Stati Uniti, il consumismo ha rilevato e portato nella modernità, per come oggi un po' tutti siamo costretti e oppressi dai beni e dal consumo. Quindi è come se alcune tradizioni siciliane fossero entrate nel sistema nordamericano e poi diffuse nel mondo. Ecco, altri si lamenterebbero. Anche noi avevamo un rapporto e abbiamo un rapporto con i defunti, bisogna stare attenti a non leggere in maniera univoca e, come posso dire, orrorifica e sempre negativa il fatto di questa sottolineatura che quel mondo nordamericano dà di questa festa. Ecco, domani la festa di tutti i santi e la commemorazione dei defunti, una festa religiosa, che significato assume per i cristiani? I cristiani hanno pensato di unire la celebrazione della solennità di tutti i santi con la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Ecco, come c'è una comunione con quelli che vengono ritenuti essere stati messi da parte, ma in realtà finalizzati all'opera di Dio. I santi in realtà, come ci dice Papa Francesco, il papà, la mamma, i nonni, hanno ciascuno provato, pur con i loro limiti, a finalizzare la loro vita al bene, al lavoro, al servizio, all'educazione dei figli, alla fatica, all'onestà, e quindi penso che possiamo abbracciare in un'unica realtà queste due celebrazioni, che noi chiamiamo feste, appunto. La festa dei morti rispetto a tanti anni fa è ancora sentita tra la gente? Io penso che basta recarsi al cimitero in questi giorni e provare a interrogarsi, cioè che cosa ancora il nostro popolo avverte con questa costante visita ai sepolcri, con l'adornarli con fiori, con stare lì a sostare, a riflettere, a pregare, a meditare, a salutare i vivi, a fare visita ai defunti. Ecco, è qualcosa di estremamente profondo che va trattato con delicatezza.
La festa dei morti che questa sera viene vagliata, viene custodita nello stesso tempo, se possiamo, espletata e conservata, remotivata, è una festa che ha delle origini antichissime, si perdono probabilmente nella civiltà preistorica della Sicilia. Questa festa è stata poi rimodulata dai greci attraverso l'ingresso di una serie di elementi mitologici ma anche filosofici, è stata poi rimpolpata dagli spagnoli attraverso il loro entusiasmo e il loro folklore esuberante, barocco, specialmente nel campo della dolciaria, ed è arrivata fino a noi. Noi auspichiamo che questa festa non ne si perda, che questa festa rinvogoli, perché può essere un elemento coagulante della identità siciliana, cioè un elemento, una forza di resistenza contro le ingiustizie che l'isola sta patendo sia da parte dei siciliani sia da parte dei continentali che ci governano. Può essere un elemento di orgoglio culturale ma anche una forza morale e portare avanti questa festa.